I fiori bianchi e le rose rosa sul feretro, lo striscione appeso sopra la canonica dai cugini, dagli amici, che paragona Sara, uccisa il 27 febbraio, al mare, trasparente in superficie e profondo nell'anima. E ancora fiori sopra i banchetti all'esterno della chiesa, sempre bianco e rosa i colori, e poi il grande cuore realizzato con le ruote dei pattini, altra sua passione. Erano 1.000.000 a dare l'ultimo saluto a Sara Burattin, tutta la comunità di Bovolenta, tanta commozione e la parola amore ripetuta più volte dal parroco di Sant'Agostino, don Lodovico Casaro. Questo amore che noi abbiamo voluto a Sara e che Sara ha voluto a noi, un amore che è riflesso dell'amore di Dio, ci apre all'eternità. Un solo accenno ad Alberto Pitarello, che si è lanciato nel Bacchiglione con il suo furgone, con le rispettive famiglie presenti insieme al funerale di Sara. Dopo la morte di Sara e Alberto, ci siamo qui radunati in questa chiesa per dare il nostro ultimo saluto a Sara, una mamma, una figlia, una sorella, un'amica. Forse anche noi siamo tristi, siamo sconvolti, siamo impauriti, arrabbiati, delusi. E poi 3 saluti, 3 discorsi, i familiari, le amiche, ex compagne di scuola. Ci manca il tuo sorriso, ma ci siamo ancora uniti per te. E la sindaca Anna Pitarello con la voce rotta dall'emozione. Da quel giorno il nostro pensiero accorato va ad una figlia che rimane orfana e a 2 famiglie ferite nel profondo. Vogliamo credere in una comunità che né condanna né assolve, ma che rispetta un dolore inspiegabile. E ora tutti i pensieri sono rivolti alla figlia di Sara. Tutta Bovolenta le sarà vicina, l'aiuterà a crescere, protetta e sostenuta come da una grande famiglia.